Ecco, che se prima o dopo bisognava dire qualcosa su sta televignole, anche perché tanti mi dicono, ma cos'è una televisione seria, una roba che tolgo per in giro la gente, che cosa vuole fare. Allora, vi spiego, adesso magari cercherò dopo di mettervi sotto traduzione italiana, se che impegno, insomma. Allora, Televignole è nata per scherzo che così di mi sono detto, ma e parlare magari in dialetto, inventandosi su questa storia che Vignole vuole andare per secondo, che avrei capito che insomma non è che sia una roba vera, però Drio a questa storia di andare per secondo di Vignole che è una roba strana, cioè una roba anche vera, che è la voglia di parlare come tutti dicono. Non è colpa mia se quindi anche dell'AI l'avrei vista, sa il dialetto, se gli sindaci di Arco sa il dialetto, se gli artesani, il dottor Iopi, insomma hai visto, sa il dialetto. L'azienda di tutti di la parla dialetto. Mi non voglio assolutamente essere quel che fa parlare dialetto qui che parleva italiano o viceversa. No, no. Chi del modo di pensare è della maniera terra a terra. E cioè, che è un problema, che è un modo di parlarsi che risolve il problema. E cioè, che è una strada piena di buse, perché gli ha lavorato, gli ha scavato e l'ha lasciata lì. Fatto dopo l'ha asfaltata, non credo proprio grazie a Trevignone, però insomma è un problema che gli ha risolto, perché non vuoi dire che è tutto il merito di gente, di queste monarche, però dopo che un'altra roba che Mara sa un po' così, c'è il fatto che col dialetto si fa anche commedia, si fa, però tutto è un po' sul reader. E mi sono domandato, cioè non mi domando da ieri, e se invece col dialetto si fa pensare, si fa dei ragionamenti, anche quello, roba che si vedrà. E in altra roba ancora, so che sono lungo stavolta, che non mi sono preparato neanche a niente, nel senso che non, è tu roba che ti cade in testa e dopo, come vedi quando si mette la telecamera davanti agli occhi alla gente, comincia ad andare un po' in para, no? Riordiniamo le idee, vedete, devo fare anche a me un po' d'equipo dell'acqua italiano. Il problema è essenzialmente questo, e cioè noi qua, Vignole, Arco, Riva, adesso si perdono i confini di fantasia, ma segni su, parlo di qui della mia età, 50 e passa anni, segni su da realtà contadine si perde qui che sleveva le pecore, i panettieri, i botteghieri, però l'industria ne arriva dopo. E a scuola noi arriviamo lì da famiglie che parleva dialetto e veniva messo in riga, cioè ocio non si scrive in italiano corezzuto o non si porta la ramata sul solero
così dopo la droppiamo per far sì che non arrivino le pantegane a rompere le scatole ai cunelotti. Cioè, per farla corta, che è due modi di parlare. E se uno va dal sindaco per dire che è un problema e deve tradurre il dialetto italiano, perde qualcosa. Stop. Non è che con Televignole volevamo fare una campagna a favore del dialetto o secessione o rivoluzione. Dico solo che Rapidadini ha la sua tutela, ha la sua difesa della sua lingua, delle sue tradizioni, i tedeschi anche, i trentini con il suo dialetto, insomma, gli è un po', soprattutto gli anziani, insomma, gli è un po' così da seinare. Un'altra roba di questo progetto, perché sto qui è un progetto, mica penso dal 96, cioè non dall'altro di. Lei quello di andare in mezzo alla gente, la famosa base, no, dei partiti, e vedere cosa che la dice di questo, di quell'altro. Ho capito una roba che se ti vai lì, cioè, insomma, non è dall'altro di che fa il giornalista, cioè, se ti vai lì e ti dici scusi, cosa ne pensa della viabilità locale? E te vale e dici cosa? Devi da pagare qualcosa? Cioè, se invece ti vai lì e dici come va là? Una crisi, soldi, cioè, e si molla un po' fuori, ecco, ti sentirà così. Dopo che si sarà, magari parliamo ancora, perché non riesco neanche a stufare queste robe, proprio tirare per i capelli, no? Anche il discorso come dire, di sentimento. Ecco. Il sentimento non vi fora a volte con un linguaggio che te mora addosso, no? Cioè, farò un altro esempio. Che tante poesie bellissime, che tanti libri bellissimi sulla storia, sulla cultura, però alla fine, se non ti svizzini chi che fa ste robe a chi le legge, cioè la solita storia, domanda, offerta, non so, che è sempre qualcosa in mezzo, come anche sui giornali, cioè ti scrivi una roba, la legge ti vedi al bar e dici, boh, cosa voleva dire con questo? Non so, può succedere per esempio anche nei prossimi giorni, uno che ha da pagare l'IMU, ha tutte queste carte da firmare, mi so che non va a finire, sto qui, andare lì, alla fregare, conto da pagare qualcosa, quanto? Stiamo per massa, ma e non legge tutte le robe che coma, legge, ecco, alla fine si tratta di portare tutto ai minimi termini, cioè, diventare semplizzoni, diventare gente che si incontra per strada e si capisce su quel che la vuol dire. Poi non abbiamo che italiana, per amor di Dio, cioè, però un italiano che sia diverso dalle famose convergenze parallele, dalle leggi scritte in qualche maniera, con i coma, capirsi, ecco, capirsi. E secondo me, se si capisce, se si vuole chiamare più bene, o se si vuole capire male di più, non so, però quantomeno le robe le chiare, ecco.
E magari la prossima volta cercherò di essere un po' più ciarca, mi rendo conto che mi sono un po' perso, però stai sicuri, stai tranquilli che Televignole non è una roba solo da ridere, ecco. Gon testa delle robe, oddio, mica Hobbit, mica robe serie da piangere, però che tegneria a dire questo, ecco, che non finim solo nelle battute, ecco. E sto qui sta tutta una baradà, come dici, per arrivare pian pianino all'idea che è proprio questa, capirsi, parlarsi, risolvere i problemi se si può e finire anche di sbigottarsi sulle monete, perché senti tutti presto, e sai anche questo. Alla prossima.